Scorretto smaltimento di rifiuti. 2 imprenditori sono finiti nei guai dopo i controlli effettuati dai carabinieri del NOA e il nucleo operativo ecologico di Treviso, Aspresiano e Castelfranco Veneto. Nel primo comune, alle porte del capoluogo, nel mirino degli investigatori ambientali è finita un'impresa di lavorazione del legno e produzione di cofani funebri. Qui i militari hanno accertato irregolarità nello scarico di rifiuti, anche pericolosi, come solventi e vernici. 6.500 euro la sanzione a carico dell'azienda, che ha già comunque provveduto a sanare lo stato dei luoghi. Sempre la stessa attività è risultata priva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per questo è stata segnalata all'autorità giudiziaria. A Castelfranco i carabinieri hanno rinvenuto in un'azienda agricola uno stoccaggio non autorizzato di lastre di Eternit per complessive 4 tonnellate. Il titolare, un 28enne di Resana, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e il materiale è stato sequestrato per essere poi rimosso e smaltito secondo la norma.